Ascolta Radio Libertà. Sentirai donne che parlano dell'attualità e della realtà che ci circonda. Dalle 7:30 alle 21 a Radio Libertà solo voci femminili. E non per omaggio ipocrita a una data convenzionale, ma per sottolineare che senza le nostre conduttrici il nostro palinsesto sarebbe dimezzato. Buon ascolto! Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. Con grave ritardo, mea culpa, abbiamo ascoltato prima Valentina Lisitsa, pianista di nascita ucraina di spirito russo e di cultura e tradizione russa, che interpretava Lo scherzo alla Russe di Piotr Ilyich Tchaikovsky. E non aggiungo nulla perché la musica già dice tutto. Non aggiungo nulla neanche rispetto a Carla De Bernardi. Colpa mia, Carla, siamo già in straritardo. Ti lascio subito la parola perché oggi ci fai conoscere una figura molto interessante. Carla Erba, ci dici tutto tu e ti chiedo scusa per il ritardo. Buongiorno intanto e grazie. Dirò quello che riesco, poi chi ha voglia di saperne di più va a cercarsi notizie. Per fortuna viviamo in un'era, per quanto su Carla Erba non c'è molto se vai su Wiki. Allora, Carla Erba è una donna straordinaria e perché ne parliamo? Ne parliamo Sì. perché, è l'8 marzo, ma non è questo è solo un pretesto. L'altro giorno abbiamo organizzato un mini convegno su di lei davanti all'edicola Erba al Monumentale, che è stata appena ristrutturata in una maniera strepitosa dall'Accademia Galli di Como. Quindi c'era tutta la squadra che ha ristrutturato questa edicola eclettica fatta agli inizi del Novecento da due architetti che lavoravano proprio per la famiglia Erba e Visconti di Modrone, Borsani e Saroldi, e che hanno fatto peraltro anche le loro ville sul lago. E abbiamo colto l'occasione per raccontare la storia della famiglia, in particolare di Carla Erba, perché è stata una donna fuori dal comune. Chi ci ha raccontato questa storia è un'altra donna straordinaria, perché ha raccolto il mio invito e mi ha fatto un enorme piacere la nipote della Carla Erba, Anna Gastel, che è a sua volta una donna molto molto interessante, intelligente, bella e di una semplicità strepitosa, se pensi che ha vissuto in una famiglia come i Visconti di Modrone e quindi una delle famiglie più, come dirti, più altolocate d'Italia, no? Le origini dei Visconti sappiamo risalgono al 1300. E Anna Gaster è stata è presidente di Mito, quindi del Festival Milano-Torino di musica, ed è stata vicepresidente del FAI, quindi anche lei una persona straordinaria. Tra l'altro ha fatto la comparsa nel film L'Innocente di Visconti. Perché? Perché Carla Erba ebbe 7 figli e uno di questi era proprio Luchino Visconti. Carla Erba era figlia del fratello di Carlo Erba. Carlo Erba non ha figli, siamo alla fine dell'Ottocento. Carlo Erba non ha figli, mette su questa azienda, prima questa farmacia in via Fiori Scuri, dove ancora c'è questa farmacia e ha ancora i mobili originali. Via Fiori Scuri mette su questa farmacia e poi mette su un'azienda che produce medicinali e diventa ricchissimo. Suo fratello Luigi produce pianoforti, diventa ricco anche lui, ma non così tanto, e ha questa figlia Carla. Quando muore lo zio farmaceutico, Carla eredita una fortuna e oltre a ereditare una fortuna è una ragazza di una bellezza strepitosa, però è una ragazza borghese, non è certamente una ragazza aristocratica. Si innamora di lei il conte Giuseppe Visconti di Modrone, conte e non duca perché era il quarto figlio, e si innamora di lei a 19 anni lui, 19 anni lei, si sposano. Carla, oltre a essere quella che poi manderà avanti la Carlo Erba sotto il profilo imprenditoriale, perché c'è solo lei che lo può fare e lo farà in maniera molto brillante, ma sarà una protettrice delle arti, una filantropa e una donna ammiratissima per tutte le sue doti intellettuali e di bellezza, di grazia, di eleganza. Celeberrimi i suoi vestiti,
che le faceva questa Rosa Genoni. Rosa Genoni è stata la prima stilista italiana, quindi parliamo anche di una donna altrettanto importante. È stata praticamente l'inventore, non so come si dice, della moda femminile italiana, ed è sepolta anche lei al Monumentale. E Carla vestiva gli abiti della Genoni, così come tutte le dame dell'epoca. Oggi la Genoni non viene mai ricordata, ma tutti gli stilisti che noti nel mondo derivano direttamente da lei, che andò a studiare a Parigi e ne fece di tutti i colori. Fu anche una militante femminista, cercò di fare la pace durante la Prima Guerra Mondiale, prima che intervenissero gli americani, aveva fatto da mediatrice, è stata importante anche nella mediazione tra israeliani e palestinesi, quindi Rosa Genoni, altra donna fantastica. La strada dei Visconti si incontra anche con quella di Maria Callas, perché Maria Callas dal 52 al 57 lavorerà, sarà diretta da Luchino Visconti alla Scala, quindi altro intreccio. La Carla Erba e il marito ricevono in dono al loro matrimonio un castello, e loro ricevevano quello, non il vassoio d'argento. Questo castello del 1300 era a Grazzano nel Piacentino, e il Visconti marito di cotanta donna era un altro molto eclettico e molto geniale, e fa di Grazzano Visconti un villaggio medievale, e tutti coloro che abitano a Grazzano devono vestirsi in abiti medievali, tranne lui naturalmente, e dà le botteghe del paesello gratuitamente, e anche come si dice, le case gratuitamente a coloro che fanno rivivere l'artigianato medievale, chiamiamolo così, l'intaglio del legno e la forgiatura dei metalli. E quindi Grazzano diventa una specie di Disney World ante litteram, dove crescono tutti sti figlioli, tra cui appunto Luchino, che prenderà poi dal padre la genialità e dalla madre le capacità imprenditoriali. Il conte Visconti verrà poi nominato duca di Grazzano proprio per meriti turistici, e lui dirà sempre che la cosa più interessante della sua vita è stata quella, anche se è stato presidente dell'Inter, sovrintendente della Scala, fondatore del Teatro Manzoni, ne ha fatte anche lui di tutti i colori, mentre sua moglie faceva delle opere anche di filantropia e mecenatismo. Per esempio, a Grazzano ha fondato una scuola di ricamo che poi ha incrociato la strada di Gio Ponti. Lei era molto amica di Gio Ponti, e quindi Gio Ponti a un certo punto comincia a disegnare ricami che poi verranno fatti appunto con ago e filo dalle allieve di Carla. Tra l'altro è proprio Carla Erba che presenta Gio Ponti alla Richard Ginori, a Ginori o a Richard, ma a Ginori direi, e lo fa entrare. E sappiamo che Gio Ponti è stato direttore artistico di Ginori, Richard Ginori, e ha praticamente rivoluzionato un'azienda che quando è entrato lui era vecchiotta, con i suoi disegni e il suo estro, e le sue collezioni sono ancora in vendita. Io quando passo in via Brera, angolo via dell'Orso, o via Pontaccio, a Milano, resto le mezz'ore davanti alle vetrine di Richard Ginori, che sono per lo più piene di oggetti disegnati e fatti da Gio Ponti. Quindi un altro personaggio che incrocia la vita di Carla Erba. Loro, i Visconti, abitavano in via Cerva a Milano, adesso si chiama via Cino del Duca. C'è ancora un pezzetto che si chiama via Cerva, e lì abitava il fratello del conte Giuseppe, che si chiamava Uberto, e loro invece abitavano nell'altro pezzetto, via Cerva 44, dove oggi c'è la sede della Bracco, e anche qui si incrocia tutta la vita milanese. In quel palazzo, a un certo punto, la Carla decide di dare un grande ballo ispirandosi al Gattopardo, e quindi il grande salone da ballo del palazzo, che adesso appartiene proprio alla Bracco fa lì i suoi convegni. Io sono andata una volta e ho potuto ammirare questo salone da ballo strepitoso. La Carla decide di fare un ballo in ricordo del Gattopardo, e sarà poi quello che Luchino rifarà pari pari nel suo Gattopardo. Quindi nel film Il Gattopardo di Luchino Visconti viene ripreso il ballo che sua mamma aveva dato a Palazzo in via Cerva e che lui aveva visto da piccolino. Vedo che non mi sentite più.
No, ti sentiamo perfettamente. Ecco. E niente, la leggenda dice che Luchino si addormentò nella buca dell'orchestra il giorno del ballo e la mattina dopo si svegliò e vide per terra perline e brillantini, che erano diciamo, quello che era rimasto della festa della notte precedente, e lì fece una riflessione molto triste, perché pensò che era finita un'epoca. E in effetti questo si incrocia anche col ballo del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, no? Che rappresenta come nel film di Visconti, che lo riprende, la fine di un'epoca. E questa era Carla Visconti. Poi ha avuto altri figli, ha avuto un figlio che morì a Alamein in maniera molto eroica, Guido, e credo che però a questo punto dobbiamo sospendere, no? Siamo arrivati? Credo proprio di sì, chiedo conferma alla regia, che però mi dice Se che la Carla abbiamo ancora Visconti 2 ha minuti. incuriosito, Carla, abbiamo ancora 2 minuti, mi dice la regia. ecco, allora io ieri, siccome sono una curiosa, dopo aver parlato con Anna Gastel, che ci ha veramente incantato, ho fatto anche una registrazione, sono andata a vedermi in via Cerva, via Cino del Duca e Visconti di Modrone, che cosa rimane del palazzo, così come me l'aveva raccontato lei. Allora, il palazzo di via ex Cerva 44 in via Cino del Duca è ancora in piedi, anche se è stato bombardato, e ha appunto questa sede della Bracco. Questo invece che si vede nella foto è il retro del palazzo di via Cerva 28, che era di Uberto Visconti di Modrone. Vedi che c'è un balconcino barocco e c'è lo stemma in alto a sinistra dei Visconti, che c'è anche sul fronte verso via Cerva. Quello che rimane di questo palazzo è praticamente solo questo portale e una balaustra uguale a quella del balcone, che dà sulla strada Visconti di Modrone, perché l'hanno chiamata così in loro onore, dove scorreva il Naviglio. Fino agli anni 30 in via Visconti di Modrone scorreva il Naviglio. Ecco, e questo è lo stemma che si trova se andate in via Cerva al 28, c'è un palazzo moderno, fatto probabilmente negli anni 60, che è sede di una banca, e se alzate però gli occhi vedete questo meraviglioso stemma in marmo bianco dove c'è il biscione. Del biscione abbiamo già raccontato, no? come viene fuori il biscione come stemma. Poi c'è quella specie di drago, che qualcuno dice essere il drago tarantasio, sono tutte leggende milanesi, e poi c'è una torre con 2 leoni rampanti, direi. È un bellissimo stemma ed è quello che resta del palazzo di Uberto Visconti. E Anna ci raccontava che siccome Uberto aveva 9 figli, 8 figli, il fratello ne aveva 7, e stavano tutti e 2 in via Cerva, all'epoca stiamo parlando dei primi del Novecento, non c'erano tante macchine, forse non c'erano ancora le macchine, adesso c'erano i bambini e praticamente vivevano per strada con le galline, andavano in bicicletta, dice che era una specie di villaggetto privato dove abitavano tutti i Visconti. Ecco, questa è Villa Erba, sempre fatta dagli stessi architetti Borsani e Savoldi, con questa torretta, anche lei è eclettica come la tomba, il gusto dell'epoca, e qui visse a lungo Luchino Visconti fino alla morte. Non morì lì, mi sembra che morì a Roma, però quando si ammalò, quando ebbe l'ictus, andò a stare lì e passò l'ultimo, non girò lì nessun film, ecco, non girò lì nessun film, però rimase lì per molti mesi finché poi morì. E quindi diciamo una grande famiglia, una grande casa sul lago, una grande edicola monumentale, grandi palazzi in città. Insomma, i Visconti di Modrone sono parte veramente integrante e ancora viva della storia milanese, perché avendo ancora degli eredi come è Anna. Tra l'altro Anna è sorella di quel famosissimo fotografo Giovanni Gastel che ci ha lasciato qualche mese fa, e anche lui aveva ereditato evidentemente il talento dello zio Luchino, e quindi una famiglia molto importante, questi Visconti di Modrone. Bene, Carla, allora ci hai dato una panoramica come al solito affascinante, ci hai fatto conoscere anche una personalità che in effetti ho fatto qualche ricerchina anch'io ieri su Carla Erba, non è molto rappresentata neanche online, no? No, perché offuscata chiaramente dal grande nome del marito, e dal marito che è stato un personaggio veramente molto... Anna l'ha definito una specie di Cagliostro. Bene, grazie mille a Carla De Bernardi. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Carla, intanto
Buona settimana, buon lunedì. Buon lunedì a tutti e speriamo buone notizie dal fronte ucraino, speriamo. Già. A presto e tra poco con presto. voi. Ciao Giulio. Ciao Carla, un abbraccio. Tra poco con voi La bomba umana con Francesco Borgonovo, con Thomas Fazzi, scrittore e giornalista, Franco Nerozzi, anche lui scrittore, ex combattente, avventuriero. Si parla di guerra e di pace. Avete ascoltato